Tiziana Plebani. Mentre Tiziana sale al podio, io vi ricordo questo: Sinistra Ecologia e Libertà è un partito, è un movimento che non ha grandi mezzi finanziari. Noi cogliamo questa occasione anche per una sottoscrizione, poi insomma ci sarà qualcuno fuori. Volevo semplicemente ricordarvi questo. Grazie. Diana? Allora, tanto che bella sala, che felicità. Allora, sono Tiziana Plebani e faccio parte di un gruppo di donne che ha promosso da qualche mese la nascita di un percorso di democrazia partecipativa a Venezia e che insieme a un folto gruppo di associazioni ha organizzato il 9 dicembre scorso il primo incontro pubblico su questo tema, chiedendo all'amministrazione un patto di cittadinanza per decidere un po' come parlava prima l'amica, insieme il futuro della città, quella pienezza dell'abitare di cui lei ci ha parlato. Ecco, questo percorso rappresenta, noi crediamo, quella parte di paese che sta costruendo con piccoli e grandi passi quotidiani un modo di procedere diverso e nella pratica sta cercando anche di rispondere alla profonda crisi della democrazia odierna. Ma la crisi della democrazia odierna non è solo Berlusconi, ricordiamoci, non riguarda soltanto le gigantesche patologie e le violazioni. In realtà si scopre che noi tutti probabilmente abbiamo un immaginario bloccato di accettazione acritica della democrazia, dando per implicito che c'è un funzionamento normale della democrazia che può e deve essere assunto come riferimento. Invece, sia il femminismo ma anche i movimenti di base hanno sottoposto a critica teorica e pratica l'intero assetto, l'intero lessico della democrazia moderna: rappresentanza e sovranità, legge, diritti, popolo, Stato-nazione, consenso, rappresentazione, voto, maggioranza, decisioni, partiti e pluralismo politico. Del resto io ricordo sempre che la democrazia nasce in Grecia ed erano escluse le donne e i lavoratori, gli schiavi, quindi già è una democrazia imperfetta già all'origine. Dunque, ma anche nel cuore stesso della democrazia, appunto, come abbiamo detto, il protagonista è l'individuo cittadino assessuato e universale, invece siamo uomini e donne e persone tutte diverse. Allora questo genere corrente di democrazia chiede al cittadino neutro solo questo: un voto, una delega, un leader. Invece c'è bisogno estremo di far crescere un'altra cultura, la cultura della democrazia partecipativa, quello che all'estero quello che dall'estero ma anche già in Italia si chiama democratizzare la democrazia, quindi una partecipazione diretta dei cittadini alla vita del paese, alle scelte sul territorio, e però si deve basare su una aggiornata teoria della democrazia e si nutre di pratiche e pensieri diversi tra uomini e donne, tra cittadini e amministratori, di una politica che non può essere mera governance, quello che va di moda adesso. Ci vuole una dolce e lenta rivoluzione culturale. E ieri c'era un incontro sulla democrazia partecipativa qua in città ed era stato invitato l'ex presidente della regione Toscana, quello che ha promosso la legge sulla partecipazione, la legge regionale sulla partecipazione dei cittadini, che era al tavolo come moderatore e l'ha ringraziato alla fine del suo intervento e gli ha detto: grazie di averci fatto sognare. Ma no, non è un sogno, è tutt'altro che un sogno. Quella legge esiste ed è realtà, ma è soprattutto nasce da tante esperienze concrete nel nostro paese e all'estero, quindi e da tante persone che stanno facendo questi percorsi con molta passione. Allora,
vengo alla richiesta a Nichi Vendola. Allora io ti chiedo proprio di assumere questa cultura della democrazia partecipativa, perché questa cultura non alberga né nei partiti di sinistra, che la vedono come con sospetto, perché è diversa da un percorso di democrazia rappresentativa, ma non alberga nemmeno nel movimento antagonista, che la guarda con sospetto, perché le sembra troppo vicino appunto all'amministrazione. E invece è pratica del reale, pratiche di ascolto reciproco, rispetto, pratiche attenzione davvero al territorio e ai suoi bisogni, circolazione di informazioni, valorizzazione dei saperi, del tessuto della cittadinanza. Abbiamo tutto da imparare, dobbiamo imparare da questo. Quindi ti invito caldamente ad assumere questo valore, perché la pienezza dell'abitare si avvicina alla felicità. Grazie. Luca Trevisana. Luca. Non so. Voglio portare un contributo a un'assemblea importante, partecipata. Aspettiamo di sentire veramente Nichi il suo contributo, quindi tenterò di essere il più rapido possibile, dato che è stato chiesto di dare un contributo. Il lavoro che faccio, io penso che la discussione tiene evidentemente gli effetti sociali che la crisi da questo punto di vista sta determinando. Io faccio segretario dell'Azione di Venezia e ho un punto di osservazione che attiene il lavoro della nostra provincia, ma più in generale nel nostro paese. Non c'è dubbio che la crisi sta avendo effetti pesantissimi tutti gli stati sociali. Avete parlato chi prima di me, dei giovani, degli studenti, degli universitari. Io l'osservazione che ho, non c'è dubbio che la crisi da questo punto di vista è pesantissima e colpisce in modo drammatico il lavoro e i lavoratori. Questi anni sono stati anni nei quali la cassa integrazione è stata devastante, ma io penso che non siamo da questo punto di vista ancora alla fine, anzi per i segnali che noi abbiamo io penso che il 2011 da questo punto di vista rischia di essere ancora peggiore e aprire una fase che, la dico così, per molti di noi è anche una fase inedita, e cioè l'idea che quando terminano gli ammortizzatori sociali, quando finisce la cassa integrazione, quando non c'è la ripresa, i licenziamenti di massa, la prospettiva evidentemente di perdere il lavoro, di perdere il reddito, di perdere la possibilità di potersi sostentare, rischia di essere un problema che migliaia di lavoratori rischiano di avere nel prossimo anno. Abbiamo pensato che la crisi poteva in qualche misura mettere in discussione il modello di sviluppo egemone, quello che ha prodotto le politiche liberiste, quello che ha determinato una iniqua distribuzione del reddito, quello che ha precarizzato i rapporti di lavoro, quello che ha devastato le conquiste del sistema di welfare del Novecento. Abbiamo pensato che la crisi poteva essere un'occasione. Io penso invece che siamo di fronte ad una sfida molto molto pesante, perché io credo che la crisi sta per essere usata, in parte lo è già stato, per cambiare i rapporti sociali nel Paese, per costruire evidentemente rapporti sociali a danno del lavoro, a danno delle giovani generazioni, in una condizione nella quale siamo di fronte ad una fase per così di passaggio, per chi vince adesso vince nel lungo periodo. Io credo che dobbiamo attrezzarci da questo punto di vista, perché la crisi è pesante, e se io la vedo dal punto di vista contrattuale penso a ciò che la Fiat sta facendo a Pomigliano, così come a Mirafiori, e cioè l'idea che si devono cancellare i contratti nazionali di lavoro, si devono cancellare i diritti che i lavoratori si sono conquistati nel Novecento, a partire evidentemente anche dalla possibilità di vedere esercitato il diritto allo sciopero. Si mette in discussione anche questo con l'accordo di Pomigliano, ma c'è un'idea di fondo che
Marchionne tenta di far passare dentro quella logica di americanizzazione dei rapporti e delle relazioni sociali, e cioè l'idea insomma che in Italia il sindacato, i lavoratori non possono avere più l'opportunità di contrattare la loro condizione di lavoro, non devono avere più diritti da questo punto di vista esigibili ed esercitabili, ma quei diritti devono essere geometria variabile, cioè il mercato da questo punto di vista insomma, che decide se alcuni diritti possono esserci quando magari le cose vanno un po' meglio, o quei diritti devono scomparire quando le cose da questo punto di vista vanno male, e cioè in assenza di politiche industriali, di un'idea di sviluppo del paese, ancora una volta ci viene propinata la via bassa, la via bassissima allo sviluppo, con la messa in discussione, insisto, dei diritti dei lavoratori, della contrattazione e io dico anche della democrazia, perché quando queste logiche passano e questi accordi passano con l'impossibilità per i lavoratori di potersi esprimere, quando la democrazia viene negata dentro le fabbriche, io penso che il paese sia più debole, perché non c'è un paese forte, non c'è una democrazia forte se dentro i luoghi di lavoro i lavoratori non possono decidere se le condizioni si approvano. Da parte del governo, spettacolo indecoroso, ma guardate bene, la crisi veniva da destra, è stato Fini a mettere in discussione Berlusconi, non è stato il movimento, non è stata la piazza, non sono stati da questo punto di vista il conflitto sociale del paese. Allora io credo che c'è bisogno di discutere tra di noi, perché c'è bisogno di cambiare agenda politica nel paese, perché altrimenti continueranno quelle logiche secondo le quali bisognerà sostituire, cambiare, cancellare lo statuto dei lavoratori, continuare a demolire l'istruzione pubblica in Italia, così come stanno tentando di fare, la sanità, e togliere insomma la previdenza che già in gran parte è stata tolta ai giovani e alle future generazioni. Io penso che noi dobbiamo partire dando una risposta generale. La FIOM, per quanto ci riguarda, insomma, per il lavoro e per il contributo che possiamo dare, sta tentando di fare un'operazione che ha queste caratteristiche. La manifestazione del Senice, che è stata una manifestazione straordinaria, non solo di metalmeccanici, ma che ha incontrato i movimenti, che ha incontrato tantissime donne e tantissimi uomini precari, migranti, che da questo punto di vista insomma chiedono di dare risposte generali, di riprendere l'iniziativa, una fase conflittuale, per mettere al centro evidentemente il lavoro, i diritti, il contratto per quanto ci riguarda, ma anche un'idea insomma di sviluppo diversa, un'idea insomma che sia uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista sociale, non solo da questo punto, dal punto di vista economico. Allora io credo che quella manifestazione, così come quella del 14, quella dell'altro giorno degli studenti, che è stata una manifestazione straordinaria, la più ancena questa manifestazione di proporre evidentemente un tema in cui io sono questo punto che vedo insomma occorrerà affrontare, perché è un tema tutto politico da questo punto di vista. Chi è che è in grado, come si intercetta il disagio sociale che c'è nelle fabbriche, come si intercetta il disagio sociale che c'è nel paese, come si articola una proposta alternativa, come si rappresenta politicamente nelle condizioni date questo movimento che chiede evidentemente di essere rappresentato. Il 16, e chiudo, è stato un'occasione, noi diamo il nostro contributo di democrazia, partecipazione. Io penso che ci vuole coerenza sia quando affrontiamo queste questioni dal punto di vista politico, sia quando le affrontiamo dal punto di vista sociale. Battere Berlusconi è importante, battere il berlusconismo è per me indispensabile.